Buonasera a tutti. Oggi abbiamo un altro incontro all'interno del ciclo di seminari di carte di libri e dintorni promosso dal Dipartimento di Beni Culturali, in particolare dal Centro Ludi, il laboratorio universitario di documentazione e informazione. L'intervento di oggi, dal titolo Francesco Platone De Benedetti tra origine della stampa Bologna e tradizione annalistica, sarà presentato dalla dottoressa Elena Gatti, che attualmente lavora presso il sistema bibliotecario di Ateneo ed è dottore di ricerca presso l'Università di Bologna e anche l'Università Cattolica di Milano. Si è perfezionata presso la facoltà di storia dell'Università di Oxford, grazie ad una borsa dell'Università di Bologna. Si occupa in particolare di storia del libro, con particolare riguardo alla produzione e circolazione del libro a stampa nel XV secolo, tematica che sarà l'oggetto proprio dell'intervento di oggi. Inoltre ci tenevo a sottolineare la sua stabile collaborazione con il CRELEB dell'Università Cattolica di Milano, diretta dal professore Edoardo Barbieri, che un po' ci ha fatto anche conoscere e quindi insomma mi piace ricordarlo. Inoltre fa parte dell'archivio rinascimentale umanistico bolognese del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, sempre della nostra università, quindi di questo progetto. Fa parte della rivista L'Almanacco Bibliografico e ha tradotto e curato il volume di Lottellinga, Fare un libro nel 400, questioni tecniche e problemi metodologici, un volume molto molto apprezzato. Sono molti i suoi contributi, sia pubblicati in riviste che proposti anche appunto a convegni e seminari. Ha tenuto anche lezioni presso la cattedra di filologia della letteratura italiana, ma anche lezioni di biblioteconomia in corsi promossi dalla Regione Lombardia e altri seminari. Al momento sta conducendo un lavoro di ricerca sull'attività filologica bibliografica di Francesco Zambrini. L'intervento di oggi lo abbiamo un po' pensato particolarmente per gli studenti, per cui ci sarà tutta una parte iniziale di accompagnamento sul tema della stampa in Italia. In particolare ci si soffermerà sul caso di Bologna, sia come contesto, sia illustrando appunto il contesto grazie al riflettore che verrà acceso dalla dottoressa Gatti sulla figura in particolare di Francesco Platone De Benedetti e sulla sua officina. Questo ci darà modo, e questo interessa molto gli studenti di scienze del libro e del documento che vedo connessi già in molti, anche di addentrarci non soltanto quindi sulla storia sulla storia della stampa Bologna, sulla figura di un tipografo, di uno stampatore, ma anche di chiarire alcuni concetti e alcuni fra gli strumenti privilegiati bibliografici, come quelli degli annali. Il volume da cui comunque prende spunto questo pomeriggio è questo volumone che vedete, l'ho ricevuto da poco, un volume strepitoso perché curatissimo, sia appunto nella parte introduttiva, nella quale sono molto ben evidenziate sia le prospettive di ricerca della dottoressa, sia i risultati proprio specifici di questa ricerca, che vanno anche a chiarire alcuni aspetti che intorno a questa figura e intorno alla stampa Bologna erano rimasti un po' nebulosi, sia nella parte relativa poi diciamo, al catalogo della produzione editoriale della stamperia De Benedetti. Quello che poi mi interessava anche segnalare è che questo volume, tra l'altro, lo trovate recensito in moltissime delle più autorevoli riviste
di bibliografia e biblioteconomia, e anche insomma dalle recensioni, questo lo dico per gli studenti, potete andare poi a trovare un po' una sorta di abstract di quello che ci verrà presentato oggi. Io lascio già la parola alla dottoressa Gatti, che insomma ringrazio per la disponibilità, e come vi ho detto poi insomma se avete delle domande le potete comunque porre in chat, e poi dopo ci rivediamo alla fine di questa lezione. Grazie alla professoressa Saba per l'invito, graditissimo, e grazie per la presentazione. Allora, adesso avvio la condivisione e mi dite se vedete. Sì. Vedete il PowerPoint? Sì, già lo vediamo. Adesso lo metto in modalità presentazione. Vedete tutto correttamente? Perfettamente, tra l'altro adesso l'immagine risulta bella grande, proprio una buona azione. Benissimo. Allora, buon pomeriggio a tutti. Oggi ragioneremo sull'introduzione della stampa in Italia e in particolare su Bologna, cercando di capire come e perché nel contesto delle città dell'Italia settentrionale e in particolar modo dell'Italia padana, Bologna fu città diversa quanto all'introduzione della nuova arte. E poi parleremo dell'attività annalistica, cioè del fare annali, in particolare annali tipografico-editoriali, quelli che cioè descrivono la produzione tipografica di una certa officina, ovviamente in connessione con il mio lavoro, che con quelle dinamiche che hanno caratterizzato l'introduzione della stampa a Bologna ha necessariamente dovuto fare i conti, perché sono state, come dire, indispensabili per capire e inquadrare correttamente la vicenda biografico-professionale di Francesco Platone De Benedetti, che poi andremo a conoscere. Il primo incunabolo con data espressa mai stampato in Italia, e quindi il debutto della stampa in Italia, data al 29 ottobre 1465 a Subiaco, vicino a Roma, nel monastero di Santa Scolastica. Due chierici tedeschi, Arnold Schweinheim e Schweinheim e Arthur Panners, stampano il De Divinis Institutionibus di Lattanzio, seguito da altre due opere minori del retore latino. Schweinheim e Pannartz erano tedeschi e venivano dalla città di Magonza, verosimilmente arrivarono in città in fuga dal sacco della loro città, appunto, anche se in realtà verosimilmente il sacco di Magonza dette solo un'ulteriore spinta, un'emigrazione tecnologica, culturale e intellettuale verso l'Italia già in atto da tempo. Nel giro di pochi anni la stampa attecchisce in tutte le principali città dell'Italia settentrionale. Nel 69 debutta a Venezia, dove un altro tipografo tedesco, Giovanni da Spira, stampa le Familiari di Cicerone. Nel 71 debutta a Bologna, Milano, nel 72 a Padova e nel 73 a Pavia. Ma che cosa si sa quanto a Bologna sulle origini della stampa in questa città? Fortunatamente sappiamo molto, nel senso che sono note le circostanze che ho definito genetiche, cioè il tessuto culturale, politico, economico e sociale che fece da sfondo alla nuova arte, così come conosciamo con sufficiente precisione di dati di fatti le caratteristiche organizzative e gestionali delle prime società tipografiche, le fonti e le modalità con cui si finanziarono e i nomi dei personaggi coinvolti. Ma che città era Bologna? Cioè, in altre parole, per capire le dinamiche della diffusione e della fortuna della stampa in città, bisogna capire quali erano le condizioni locali della cultura e degli studi.
Bologna era, ed è tutt'oggi naturalmente, una sede universitaria di primissimo livello, dove la distribuzione dei libri di testo si basava sul sistema editoriale delle Pece e degli stazionari. Cos'è il sistema editoriale della Pecia? Il sistema editoriale della Pecia consisteva nella copiatura simultanea di fascicoli sciolti di libri di testo universitario, le Pece appunto, che da un lato garantiva una moltiplicazione e uno smercio molto veloce dei libri, ovviamente dei libri manoscritti, che quindi altrettanto velocemente raggiungevano gli studenti, ma soprattutto garantiva il controllo sull'autenticità e sulla correttezza dei testi, perché l'exemplar da cui la Pecia derivava veniva preventivamente rivisto e approvato da una commissione di peciari appunto nominata ad hoc dall'università, che quindi è chiaro controllava tutta la filiera produttiva. Parallelamente ai peciari operavano gli stazionari. Fondamentalmente gli stazionari erano librai autorizzati dall'università al commercio ufficiale dei libri, che avevano anche il compito di tenere in deposito gli esemplari dei libri di testo e di studio approvati dalle autorità accademiche. Quindi è chiaro, e non avrebbe potuto essere diversamente, che l'introduzione della stampa in città va a innestarsi esattamente sul sistema peciari stazionari, perché era quello che garantiva la distribuzione dei libri di testo. Ne aggiorna però le tecniche di produzione, perché con la stampa arriva al torchio, ed è altrettanto chiaro come ab origine la stampa fu pensata soprattutto in funzione dell'organizzazione scolastica cittadina. Ma la stampa, che rispetto al sistema peciari stazionari sconvolge ritmi e ruoli, che cosa presuppone? La stampa si muove in una dimensione imprenditoriale, ma nel senso già moderno del termine, che suppone e presuppone la disponibilità di due condizioni. Da un lato cultura, tecnologia e capitali. Il libro è un prodotto culturale che figlia da un progetto economico ed intellettuale, che però per realizzarsi ha bisogno di finanziamento, cioè ha bisogno di capitali. E dall'altro lato la stampa si muove e presuppone una condizione di mercato favorevole per garantire l'assorbimento del prodotto, cioè contrariamente al manoscritto, che nasce, diciamo così, venduto e quindi si muove in una dimensione di mercato a committenza praticamente diretta, il libro a stampa presuppone un mercato di tipo predittivo, cioè in altre parole è il tipografo che deve cercare di indovinare, e quanto più precisamente possibile, il segmento di mercato in cui piazzare il proprio prodotto. Condizioni di mercato favorevoli in città le offriva naturalmente l'università, ma anche le biblioteche cittadine, in particolar modo la grande biblioteca domenicana, che da tempo era attenta ai bisogni culturali della città, anche se ovviamente le proprie collezioni erano pensate per il ceto ecclesiastico. Mentre alla domanda di cultura, tecnologia e capitali risponde e corrisponde una società a tre, che si costituisce il 25 ottobre del 1470, abbiamo l'atto costitutivo della società che è conservato all'Archivio di Stato di Bologna e fu pubblicato nel 1913, se non ricordo male, da Lino Sighinolfi, e questa società è esattamente all'origine dell'introduzione della stampa in città, società che venne pensata ad artem et exercitium imprimendi libros seu stampandi pro tempore termino duorum annorum, cioè una società che fu pensata con lo scopo esatto di stampare e la cui durata fu prudentemente fissata in un lasso di tempo breve, cioè 2 anni.
Senza entrare nelle clausole contrattuali, tre sono le cose che ci interessano. Si prevede fin dall'inizio che gli utili sarebbero stati equamente divisi, cioè i soci partono allineati, non ce ne sarà uno che guadagna più degli altri. I capitali messi in gioco sono privati, vedremo, stiamo per conoscere i tre contraenti, sono privati cittadini, quindi capitali privati maneggiati da privati, non c'entra nessuna pubblica istituzione. Si tratta di un'impresa collettiva, ma appunto privata, che questo è un punto importante, godeva di autonomia finanziaria. Eccoli, questi sono i tre contraenti: Francesco Dal Pozzo, Annibale Malpighi e Baldassarre Azzoguidi. Francesco Dal Pozzo, il puteolano, era un umanista, cioè fondamentalmente era un intellettuale, funzionario alla corte della famiglia, tra virgolette, regnante Bentivoglio, ma poi ci arriviamo, di cui era addirittura precettore dei figli del signore, tra virgolette, Giovanni II, ed era professore di retorica e poesia all'università. Quindi Puteolano era trasversale, aveva una posizione trasversale, era organico tanto all'università che alla corte. E il suo lavoro, diciamo così, il suo compito all'interno della società prevedeva che svolgesse il lavoro intellettuale in quanto curatore, cioè sostanzialmente doveva fare l'editing sui testi, e doveva soprattutto fornire una rete di contatti indispensabile, vitale per lo smercio del prodotto. In che modo? Adottando i libri di testo stampati dalla società e proponendoli ai propri studenti. Il secondo contraente invece è Annibale Malpighi. Annibale non c'entra niente con la corte, ma con l'università sì, perché è professore di medicina e arti. E dei tre verosimilmente era l'unico che si intendeva un po' di tipografie, più ancora di lui suo fratello Scipione, forse perché avevano visto la nuova arte in azione a Roma. Quindi si prevede che lavorasse al torchio. Naturalmente, in quanto professore, si impegnava ad adottare nei corsi i testi stampati dalla società e si impegnava anche a coprire una parte delle spese per i materiali e per la manodopera. Il terzo cittadino, nonché socio, era Baldassare Azzoguidi. Baldassare Azzoguidi non c'entra niente né con l'università né con la corte, perché è un cittadino facoltoso, è un banchiere di famiglia notarile, quindi appartiene a quella che definiamo una borghesia mercantile e delle professioni, che tanta parte avrà nel caratterizzare l'introduzione della stampa a Bologna. Azzoguidi naturalmente si impegna a coprire le spese in toto per quello che riguarda torchi e caratteri, quindi per le attrezzature, mentre le spese per i materiali e la manodopera li divide con Annibale Malpighi. E poi si impegna a mettere a disposizione il piano terra di casa sua. Tra l'altro la sua casa c'è tuttora in pieno centro a Bologna ed è il retro di un albergo. Si impegna a mettere a disposizione i locali di casa sua per impiantare i torchi, quindi aveva i torchi letteralmente in casa. È questo particolare intreccio e il suo portato che rendono le origini della stampa a Bologna diverse rispetto a quelle di altre città, perché l'università non c'è, nel senso non controlla né organizza, ma influenza molto la produzione. Abbiamo visto che ab origine la stampa venne pensata per rispondere in maniera capillare alle esigenze dei corsi universitari. C'è impersonificata da Azzoguidi la cittadinanza colta e benestante, notai, ma abbiamo visto giuristi, mercanti, banchieri,
quella borghesia, come dire, che non fa parte né della corte né nello studio, ma che è inquadrata in quel tessuto intermedio tra le due grandi istituzioni cittadine, dove prolifera, dove fa affari e dove soprattutto legge. Cioè la cittadinanza colta e benestante, che in latino magari non doveva saperlo, ma certamente doveva sapere leggere e fare di conto, rappresenterà uno dei target principali per i prodotti della società Azzoguidi, Malpighi, Puteolano. E poi c'è la famiglia regnante dei Bentivoglio, regnante tra virgolette, e c'è a modo suo. Cioè la presenza del Dal Pozzo non è casuale, ecco perché si parla di mecenatismo indiretto. I Bentivoglio non compaiono apertamente, come ad esempio succede a Perugia, dove la prima società tipografica, che è più articolata, mi sembra sia composta da 4 o 5 persone, vede coinvolto il signore della città Braccio Baglioni, ma coinvolto apertamente, in maniera palese. Ecco, a Bologna la situazione è diversa, però i Bentivoglio erano molto interessati alla nuova arte. Ma perché continuo a dire signore, tra virgolette, famiglia regnante, tra virgolette? Alla fine del XV secolo il predominio della famiglia Bentivoglio, che qui vedrete ritratta nella famosa pala Bentivoglio di Lorenzo Costa, inginocchiati ai piedi della Madonna, stanno da un lato Giovanni II con il copricapo rosso e la sua consorte Ginevra Sforza. Dicevo, il predominio della famiglia Bentivoglio sulle altre famiglie patrizie cittadine è conclamato. Al punto tale che Giovanni II si atteggiava a signore della città, anche se veramente però la città aveva i propri organi di governo, cioè aveva da un lato il Senato e dall'altro il corpo dei 21 riformatori. Ma in realtà la situazione di Bologna era una situazione a dir poco sui generis, nel senso che Bologna non ebbe mai una signoria realmente compiuta. Questo è il nodo vero della questione. Cioè anche prima del consolidamento del potere bentivolesco, l'autonomia della città dallo Stato, della Chiesa, era letteralmente stabilita per contratti. Infatti non a caso si parla di pratica pattizia con natura di contratto. Cioè il potere amministrativo e finanziario veniva lasciato alla città e quindi alla famiglia Bentivoglio. Il potere politico, cioè il potere vero, restava al Papa, che lo esercitava e la cui autorità era garantita a Bologna nella figura del suo rappresentante, cioè nel legato pontificio. E quindi è evidente come in un quadro istituzionale di questo genere non è possibile che la figura di Giovanni II si inserisca come quella di un signore a pieno titolo. Nell'uso corrente è definito il soldato del Papa, il vessilifero di giustizia, insomma si ricorre a tutta una serie di giri di parole che tradiscono una debolezza intrinseca, cioè tradiscono un problema vero. Problema e debolezza di cui Giovanni II era perfettamente consapevole e quindi da un lato vide nella stampa una ghiottissima opportunità di autopromozione e dall'altro cercava di emulare le corti vicine, Cortivere, Mantova e Ferrara soprattutto, creando a Palazzo un circolo di intellettuali, quella che definiremo un'intelligenza, insomma, che contribuisse anch'essa a consolidare l'immagine e di signore e di mecenate e in larga parte gli intellettuali di questo circolo, come dire, progettato a tavolino dal Bentivoglio, che incontreremo lungamente anche nella vicenda di Francesco Platone e De Benedetti, saranno poi grosso modo gli stessi che graviteranno e attorno all'università e attorno alle varie iniziative tipografiche che via via sorgeranno in città.
Ecco, queste sono le opere di Ovidio. Il primo frutto certo e datato della società Malpighi, Azzoguidi e Dal Pozzo, di cui vi propongo il record bibliografico dagli STC e a destra carta pi greco traverso il colofon, vedete datato 1471. In realtà nel colofon è il puteolano che parla e sembra imputare la stampa solo a Azzoguidi, cioè dice che fu il primo sue civitatis, primus in sua civitati artis impressorie inventor, cioè sembra dire che fu il primo ad aver avuto in città l'idea di stampare. In realtà sappiamo che non è così, semplicemente era un modo, come dire, garbato con cui si voleva omaggiare chi dei tre contraenti era più esposto finanziariamente, anche perché l'Ovidio era veramente un prodotto di buona fattura, cioè non un prodotto da principianti su cui si investì, perché è un formato in foglio, un'edizione in formato in foglio di 450 carte, che equivale a 225 fogli tipografici, e sappiamo che nelle stamperie l'impegno economico effettivo si misurava in base a quello tipografico, cioè sappiamo che la carta rappresentava il 50-70% del costo complessivo del libro, quindi insomma vedete che fu un prodotto pensato per essere di un certo peso. Ma perché proprio l'Ovidio? Beh, intanto perché si prestava a pennello alle competenze umanistico-filologiche del puteolano, e poi perché Ovidio era tra gli autori cosiddetti curricolari, cioè gli autori previsti per gli Studia Humanitatis, che era il percorso fondato sull'apprendimento, percorso universitario naturalmente, fondato sull'apprendimento dei classici, che prevedeva Cicerone per la retorica, Ovidio, Orazio, Terenzio e Virgilio per la poesia e Catullo, Sallustio e Valerio Massimo per la storia. Quindi di nuovo è evidente il nesso strettissimo fra l'università e la nuova arte, ed è evidente ancora come la stampa fu proprio pensata ab origine per rispondere alle esigenze dell'organizzazione scolastica cittadina. Nell'organizzazione delle imprese editoriali ci fu un'evoluzione, cioè a partire circa dagli anni 80 del 400 e grosso modo fino agli anni 30 del 500, è che questo lasso di tempo vide l'affermarsi progressivo di imprese a carattere familiare, cioè le imprese a carattere familiare sostituirono quelle formate da privati cittadini senza legami fra loro, per l'ovvio motivo che le imprese familiari erano più solide e più coese, perché fondate su legami parentali e quindi anche, come dire, economicamente più attrezzate e destinate a durare di più. Bene, a questa evoluzione in realtà corrisposero sempre referenti costanti o privilegiati, due: la corte e lo studium, cioè l'università, che, possiamo già anticiparlo, guarda caso saranno i meridiani che orienteranno gli affari dell'officina del De Benedetti, sia durante la conduzione del suo fondatore, cioè Francesco De Benedetti, che dopo la sua morte, quando la erediteranno i suoi nipoti, Giovanni Antonio De Benedetti prima e Girolamo De Benedetti poi, e siamo all'incirca a metà del Cinquecento con Girolamo. Ma perché la Corte resta un referente costante? Beh, intanto abbiamo visto che aveva ovvi interessi politici, cioè quello di puntellare potere e l'immagine di signore mecenate di Giovanni II, e poi perché la Corte aveva interessi economici non indifferenti, perché la stampa gli garantiva introiti collaterali di un certo momento. Non a caso la consorte di Giovanni II, Ginevra Sforza, aveva una cartiera tutta sua di cui concedeva anche in uso i locali a stampatori cittadini. Sarà il caso in particolare di Ercole Nani,
che poi conosceremo nel corso del ragionamento, che per un certo periodo di tempo tenne appunto i torchi all'interno della cartiera della Sforza. E naturalmente c'è lo studium. L'università assorbe il prodotto, orienta la produzione, non solo per quello che riguarda il programma di studi in latino, ma anche quello in volgare, destinato appunto alla classe mercantile, e poi perché i tipografi cercavano di agganciarsi ai docenti che garantivano una rete rapida e privilegiata di assorbimento e di smercio del prodotto, proponendo appunto i testi ai propri studenti. Ecco, questa in estrema sintesi è appunto, descrive la situazione, le dinamiche che hanno caratterizzato l'inserimento della stampa a Bologna e, come dire, hanno costituito le coordinate e il contesto con cui il mio lavoro ha dovuto fare i conti. Ma in che cosa consiste il volume? Il volume consiste negli annali tipografico-editoriali relativi all'attività di Francesco detto Platone de Benedetti. Francesco fu un tipografo attivo dall'82 al 96, anno della sua morte, uno dei più importanti sulla piazza Felsinea, e a cui sono legate due tra le vicende più note e studiate della stampa dei paleotipi. L'edizione dell'inventario del suo magazzino librario, pubblicato, il documento fu scoperto da Albano Sorbelli, che per primo ne intuì le enormi potenzialità e lo pubblicò agli inizi degli anni 40 del secolo scorso, ma poi ci torneremo, e le edizioni delle opere latine e volgari di Angelo Poliziano, e anche su questo ci torneremo. Ma stante che l'attività analistica e quindi gli annali si applica a oggetti diversi, può descrivere la produzione tipografica in un certo centro di stampa, oppure può consistere nella bibliografia delle opere di un certo autore o di un certo genere letterario, oggi appunto ci occuperemo in particolare, ho detto in apertura, della tipologia degli annali tipografico-editoriali. Ma qual è il significato del termine annali e come si applica alla bibliografia storica? Annali, annales, alla latina, indica quella particolare forma di narrazione storica degli avvenimenti suddivisa per anno e strutturata in ordine rigidamente cronologico. In particolare, gli annali tipografico-editoriali sono una forma di bibliografia storica, nel senso che reperiscono, descrivono e ordinano cronologicamente in forma di lista materiali bibliografici, quindi sono una forma di bibliografia storica che pone al proprio centro l'attività di uno stampatore. Prima ricostruendone le vicende personali in base a quanta più documentazione possibile lo riguardano, e poi fornendo precise notizie bibliografiche sui suoi manufatti, organizzando i dati ottenuti in ordine cronologico. Gli annali tipografico-editoriali sono il modello più caratteristico della storia del libro e all'italiana, che è sempre stato di impianto principalmente erudito e che nasce nel XVIII secolo, legata in particolar modo all'attività di bibliotecari ecclesiastici, e che poi nel XVIII secolo focalizza maggiormente su produzioni tipografiche locali o municipali come conseguenza diretta del particolarismo e della frammentazione politica italiana. Ma in concreto, cosa sono davvero gli annali tipografico-editoriali? Beh, sono un ritratto a 360 gradi dell'attività di un tipografo o di un editore.
il che presuppone una ricostruzione biografica della vicenda, una ricostruzione, un'interpretazione del suo catalogo, quindi del progetto tanto culturale che economico che l'Officina voleva portare avanti, e la descrizione contemporaneamente di un contesto storico-culturale e politico-sociale, in cui appunto la vicenda si dispiega e in cui il tipografo colloca i propri prodotti. Ma sono naturalmente anche censimento e registrazione della produzione, organizzando cronologicamente i dati per anno di edizione. Questo implica la ricostruzione, la descrizione della sua produzione editoriale, così come la conoscenza quanto più perfetta possibile dei materiali tipografici, cioè dei caratteri, delle serie dei caratteri in uso all'Officina, e silografici, in particolare nel mio caso, lettere iniziali e illustrazioni. Quindi già capite che gli annali coniugano, gli annali tipografico-editoriali coniugano, come dire, due anime diverse. L'illustrazione storico-tecnica dell'attività impressoria e la descrizione dei prodotti di quella tecnica. Questo impianto, che è evidentemente un impianto metodologico, è presente anche nell'ossatura del mio lavoro, di cui vi propongo intanto il sommario. Nel primo capitolo ho cercato di fare un ritratto complessivo del De Benedetti, cioè in altre parole di dargli un volto, estendendo l'indagine condotta su materiale d'archivio edito ma anche inedito, dicevo, estendendo l'indagine al suo entourage familiare, perché ha caratterizzato da sempre il sistema e le circostanze di produzione. Dal capitolo 2 al capitolo 5 invece ho proposto una ricostruzione del lavoro in tipografia, analizzando quindi la fase dell'avviamento, del consolidamento e della sua messa a regime, che grosso modo coincide con gli anni del successo, e passando per quello che ho definito il triennio silenzioso, che in realtà è un arresto di produzione nell'83, 84, 85, su cui dovremo ragionare parecchio dopo. Ho tentato di ricostruire la rete intellettuale in cui Francesco era inserito, quindi ho cercato di ricostruire quel panorama di amici, collaboratori e committenti che affiancarono le attività dell'Officina e che ebbero il loro culmine nella vicenda delle edizioni di Angelo Poliziano. E poi ho cercato di dare conto delle scelte culturali dell'Officina, in particolar modo nel quinto capitolo, Fisionomia della produzione editoriale, in cui ho preso in esame naturalmente il catalogo del De Benedetti, ma anche quello che i libri, quello che teneva nel suo enorme magazzino librario. E poi appunto ci arriviamo. Poi segue la sezione bibliografica in senso stretto, cioè quella con le schede descrittive degli annali. Li ho divisi in tre parti, suddividendoli in edizioni sottoscritte da Francesco, quindi edizioni certe, edizioni sine notis, quindi prive di note tipografico-editoriali o con note tipografico-editoriali incompleto, addirittura false, ma che ho ritenuto attribuibili al De Benedetti, oppure edizioni sine notis che non ho ritenuto attribuibili al De Benedetti. A sé stante, però assolutamente organica agli annali tipografici, c'è la sezione materiale tipografico e materiale silografico, in cui propongo sempre corredate da immagini, propongo la riproduzione dei caratteri e del materiale silografico, nel caso di De Benedetti appunto illustrazioni 2 in tutto, a dire la verità,
e serie di lettere iniziali, anche quelle tutte scomplete, non c'è una serie completa neanche a morire, è tutto materiale raccogliticcio già di seconda mano, è già usurato fin dal suo primo apparire, e dicevo sempre proposte con il righello in modo da avere una dimensione appunto reale del materiale. Poi comunque dopo vedremo qualche esempio in cui descrivo per quello che riguarda i caratteri, appunto le caratteristiche delle polizze, le lettere distintive e gli anni d'uso, ma poi ci arriviamo. È chiaro quindi come gli annali intreccino e facciano interagire tra loro dimensioni e strumenti diversi. Cioè gli annali devono unire allo studio materiale delle edizioni quello del loro inserimento nella realtà storico-sociale concreta, quindi nella prospettiva di quella storia globale del libro suggerita da Luigi Balsamo. Cioè, in altre parole, per quanto possibile, gli annali devono dare conto in una prospettiva unitaria del momento editoriale, quindi del momento della progettazione del libro, quando l'officina decideva il formato, i caratteri, la mise en texte, la mise en page, l'inserimento di eventuali paratesti, così come deve dare conto del momento tecnico, quindi della sua produzione tramite il torchio, del momento economico, cioè della commercializzazione del prodotto, e infine del momento culturale, cioè quello della sua lettura, fruizione e ricezione. Esiste quindi una dimensione storica, abbiamo visto, di storia del libro, una dimensione bibliologica, letteralmente libro in mano, chi fa annali deve ricostruire la produzione, cercando all'interno di ciascuna edizione, se possibile naturalmente, di confrontare quanti più esemplari possibile per evidenziare le varianti. Deve ricostruire i materiali tipografici, i caratteri in uso all'officina, i materiali silografici, la tipologia della carta, così come per quello che è inferibile dalle pubblicazioni stesse, deve ricostruire le scelte editoriali e culturali. Esiste una dimensione bibliografica che coincide col modello descrittivo, cioè la scheda descrittiva, che è la carta d'identità dell'edizione, la forma in cui do conto della lista delle edizioni sempre in ordine cronologico. Ed esistono anche strumenti diversi, strumenti documentari esterni all'edizione, il caso classico è quello dei documenti di archivio, oppure strumenti interni all'edizione, i paratesti, prefazioni, postfazioni, dedicatorie, testi aggiunti. Nel caso del De Benedetti, quanto ai testi aggiunti, non hanno praticamente nessun valore letterario perché sono prodotti di pratica tipicamente cortigiana, che però come dire, danno conto anche piuttosto bene di quella rete di redattori, chiamiamoli così, e collaboratori editoriali che affiancarono le attività dell'officina. E poi ci sono gli strumenti bibliografici. Questo è un po' il cuore del lavoro, è uno dei punti nodali della questione. Nel mio caso, essendomi appunto occupata di edizione del XV secolo, l'ISTC, cioè l'Incunabula Short Title Catalog, e le schede analitico-descrittive dei repertori e delle bibliografie cartacee. Ennio Sandal diceva che chi fa annali tipografici compie un mestiere ad alto tasso di rischio. In un certo senso è vero, perché chi fa annali deve necessariamente pervenire a un giudizio di merito oppure a una sospensione di giudizio, però motivandola rispetto alle edizioni problematiche, cioè le edizioni sine notis o le edizioni dubbie. Proprio per questo motivo il record bibliografico di ISTC da solo non basta. Cioè, se mi fermo al record bibliografico di ISTC, come dire, finisco per riproporre passivamente le descrizioni pregresse, aggirando di fatto il problema delle sine notis.
Cioè ISTC non è un codice che io riproduco tale quale, semmai è l'indispensabile punto di partenza, in quanto, come dire, è una mappatura di chi certe questioni le ha già studiate. Bisognerà allora sovrapporre e integrare i dati del web e del digitale con la tradizione delle schede analitiche descrittive, dei repertori classici, dei repertori storici e delle bibliografie specialistiche, proprio perché non è possibile interrompere la catena degli studi incunabolistici, cioè quello, come dire, a cui io sono approdata oggi deriva in larga parte da ciò che è stato studiato e verificato ieri. In particolar modo questo vale proprio per le edizioni dubbie o attribuite. Il più delle volte è stato così, almeno nel mio lavoro, ripercorrere la storia delle attribuzioni, cioè come dire, disfare la matassa e verificare a uno i fili, soprattutto in caso di attribuzioni divergenti, oppure per verificare inutili interdipendenze tra i repertori, ma poi vedremo un esempio concreto. Ecco, in questi casi, appoggiandosi all'irrinunciabile analisi dei caratteri, si può pervenire, se non proprio a una soluzione, comunque a diverse ipotesi attributive. Poi vedremo degli esempi. Ma chi è Francesco Platone de Benedetti? È un tipografo, naturalmente questo lo avrete capito, che nasce a Bologna verso il 1453. In realtà nella cattedrale nei registri battesimali della cattedrale non ho trovato l'atto di battesimo, ma una serie di elementi mi hanno fatto propendere più o meno per questa data. Nasce in una famiglia di pittori, meglio anzi decoratori, molto avviata, che aveva le mani in pasta in tanti lavori in città, e probabilmente per una certa quantità di anni, non so dire quanti, Francesco lavora nell'impresa di famiglia. L'essere stato impiegato nell'impresa di famiglia gli dà comunque una dimensione pratica, acquisisce una dimensione pratica che certamente dovette tornarle utile negli aspetti più tecnici del lavoro di tipografia. A dispetto della fama di tipografo intellettuale che Francesco aveva, cosa, come dire, non vera, perché Francesco era un artigiano di altissimo livello, certamente, ma un artigiano, Francesco infatti non ebbe, perlomeno per quanto sappiamo, una formazione strutturata. Però certamente il latino lo leggeva e lo scriveva, perché spesso fu in grado di fare da solo l'editing sui propri testi, e questa, che era una competenza assolutamente non scontata per un tipografo dell'epoca, questo probabilmente contribuì a, come dire, a formare la fama del De Benedetti come tipografo intellettuale. E certamente comunque Francesco faceva della correttezza filologico-testuale dei testi che pubblicava uno dei capisaldi della propria officina. Non si sa dove e quando impara a stampare. Fu certamente anche un libraio, non so dire se anche prima di essere stato un tipografo. Ritengo sia stato uno stazionario, circostanza che tende a sottolineare la centralità del mondo accademico nella sua vicenda. Mondo accademico a cui guardò sempre sia il suo catalogo, agli inizi in particolare, ma non solo, ma anche i libri che teneva custoditi, ovviamente per essere venduti, nel suo amplissimo deposito librario. Nel 1482
esordisce come tipografo e stampa nel marzo, in particolar modo dell'82, una grammatica latina, di cui vi propongo il retto della prima carta e il verso dell'ultima carta con il colofon, dove addirittura rinuncia al proprio nome di battesimo e scrive per me Platone, cioè vuole addirittura sostituire con il soprannome Platone il proprio nome di battesimo. Non è chiaro il perché scelse proprio Platone. L'idea che mi sono fatta è che si sia trattata, come dire, di una trovata pubblicitaria che voleva avere una qualche ascendenza corta, forse ispirata ai circoli fiorentini che guardavano a Marsilio Ficino. Però insomma sì, questa cosa non è certa. Nel colofon della sua grammatica, della sua edizione d'esordio, naturalmente palesa dove tiene i torchi. C'è un colofon che funziona in un certo senso come un biglietto da visita, e anche lui li aveva letteralmente in casa. Poco dopo, nell'aprile dell'82, pubblica un altro testo scolastico, cioè l'Esopo moralizzato, cioè le favole di Esopo in versi, dove giustappone il proprio nome di battesimo a quello al suo soprannome. Entrambe le edizioni sono stampate con una polizza gotica alta 85 mm sulle 20 righe, verosimilmente la sola che a questa altezza cronologica Francesco possedesse. Dopo un triennio di sospensione, abbiamo detto 83, 84, 85, su cui una certa storiografia aveva costruito un topos bibliografico duro a morire, che ha deviato per un certo periodo di tempo un'interpretazione corretta e della sua vicenda biografica e della sua produzione. Dall'86 fino al 96 i suoi torchi hanno una produzione regolare e strutturata. Il 1487 è l'anno della svolta. Nel 1487 cosa succede? Succede che Francesco inizia un sodalizio che durerà soltanto fino al 91 con Benedetto Faelli, che all'epoca era il più importante e inserito commerciante di libri in città. Questa partnership, questo sodalizio, fa fare il salto di qualità all'officina, perché il catalogo, e non solo quello, cambia pelle. Intanto compare la marca tipografica, che è questa che abbiamo visto prima, di cui non sono note varianti. Vedete che combina il motivo della croce di Lorena con quello del cerchio, all'interno del quale sono iscritte le iniziali ma del soprannome, e nella parte inferiore compare, non saprei dire se da una manica, da una nuvoletta, una mano sinistra con il palmo rivolto verso il lettore in atto di benedire, quindi è chiaro che si tratta della figura parlante del cognome. Ma soprattutto compaiono le due polizze romane di testo R112 e di glossa R80, bellissime, che faranno veramente la fortuna della officina. E compare anche Filippo Beroaldo. Qui lo vedete come commentatore alle elegie di Properzio. Properzio in un'edizione naturalmente stampata dal De Benedetti proprio nell'87. Properzio non era un autore latino usuale, era un autore difficile, un autore ostico, che però si prestava perfettamente, era perfettamente nelle corde di Filippo Beroaldo. Filippo Beroaldo non era un filologo qualunque, era, possiamo dire, la star filologica dell'Università di Bologna, il filologo più consumato, come diceva Ezio Raimondi. E quindi la comparsa di un testo di questo genere e di Filippo Beroaldo è evidente che per l'officina fu una scelta di campo, cioè nessun testo entra mai a caso in tipografia, se non altro perché implica costi e manodopera, quindi è chiaro che
l'officina di De Benedetti decise di posizionarsi nel contesto dell'umanesimo bolognese, decise di agganciare l'umanesimo bolognese, per cui volle diventare un punto di riferimento, e ci riuscì, perché Francesco fu veramente ricercato da umanisti e intellettuali di vaglia, in larga parte, guarda caso, quell'intelligenza di cui abbiamo detto prima, che si muoveva tra corte, palazzo e università. Nel 1496 Francesco muore improvvisamente. La morte del De Benedetti, verosimilmente con alcuni lavori ancora in corso, generò la stesura di quello che è il documento principe, non solo per la sua vicenda, ma anche appunto per la storia del libro e del commercio librario del XV secolo, cioè il suo inventario di magazzino, ma non solo, perché appunto si decise per motivi ereditari, poi ci arriviamo, di inventariare tutto, ma proprio tutto quello che venne trovato a casa sua. In particolare a noi naturalmente interessano i libri del suo magazzino, che furono organizzati, possiamo già anticiparlo, in 2 liste commerciali, come era usuale all'epoca, una contenente i libri giuridici e l'altra i libri, diciamo così, largamente umanistici. Stando però al sopravvissuto, le edizioni del De Benedetti, insomma la sua produzione fra sottoscritta e non sottoscritta ma attribuibile, ammonta a 77 edizioni, quindi è un numero non significativo, cioè significativamente non è una produzione importante, addirittura se la calcoliamo dal 1470, se la calcoliamo rispetto alla produzione cittadina dal 71, cioè anno d'esordio della stampa a Bologna, al 1500, che per convenzione bibliografica è l'ultimo anno in cui si parla di incunaboli, parliamo di una percentuale del 13,3%, quindi ripeto, numeri esigui che addirittura attestano l'uso, come abbiamo visto, di lettere silografiche iniziali, raccogliticce già piuttosto usurate, soltanto di 2 illustrazioni, quindi ci danno l'idea di un'officina, sì, insomma, tutto sommato abbastanza solida, ma che certamente non navigava nell'oro. Ma allora perché proprio lui? Cioè perché ho scelto lui? Beh, intanto l'eccezionalità dell'inventario e soprattutto la possibilità di rileggerlo alla luce di strumenti, quindi del web e dell'ISC in particolare, che purtroppo Albano Sorbelli nemmeno poteva immaginare. La bellezza dei suoi caratteri romani, che erano già stati oggetto di studio dell'archivio rinascimentale umanistico bolognese del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, che aveva fatto dell'informatica applicata allo studio dei tipi uno dei suoi cavalli di battaglia. Mancava uno studio unitario su un prototipografo fessineo, cioè non erano disponibili annali su annali tipografiche editoriali relative alla produzione di nessun tipografo bolognese. E poi c'è la questione delle edizioni delle opere latine volgari del Poliziano, che erano già state oggetto della riflessione magistrale di Daniela del Corno Branca. E qui ci dobbiamo fermare un attimo. Angelo Poliziano nella primavera del 91 è in viaggio da Firenze a Venezia, sguinzagliato da Lorenzo il Magnifico a caccia di codici. Nella primavera appunto del 91, poco dopo la sua partenza, Poliziano si ferma a Bologna. Sosta a Bologna e qui viene abbondantemente omaggiato dall'umanesimo bolognese.
Evidentemente, forte appunto di questo omaggio che poi si tradusse in sostegno che aveva ricevuto e verosimilmente venuta a sapere della fama dell'Officina di Francesco e soprattutto, a parte la bellezza dei caratteri, dell'accuratezza testuale delle sue edizioni, Poliziano decide di affidare all'Officina del De Benedetti la stampa di edizioni di sue opere latine volgari, che infatti usciranno a raffica fra il 91 e il 96. Quella di Poliziano, in particolar modo per ciò che riguardò le stanze per la giostra, stampate dall'Officina del De Benedetti nel 95, quella di Poliziano, dicevo, fu un'operazione molto complicata, che aveva una valenza ben più politica che letteraria. Cioè a Poliziano interessava dare lustro alla Firenze di Piero de' Medici, ma soprattutto interessava puntellarne il potere sempre più traballante. Al centro e al servizio di questa strategia si pone l'Officina del De Benedetti. Non si sa se e in quale misura Francesco avesse compreso il portato politico dell'iniziativa del Poliziano. Da notare che nelle stanze per la giostra, l'edizione del De Benedetti fissa il testo definitivo, cioè quello che coincide con l'ultima volontà dell'autore, quindi con tutte le ricadute filologiche del caso. Quindi dicevo, è un'operazione ad alto peso specifico. De Benedetti sicuramente coglie il portato economico, perché si mette a stampare parallelamente, certo ad altri titoli, ma si butta anima e corpo sulle edizioni del Poliziano, tant'è che agli inizi degli anni 90 del secolo, pur con tutta la prudenza del caso, si può immaginare che per dargli manforte decise di inserire in officina, di far entrare i propri nipoti, Giovanni Antonio e Girolamo, cioè coloro che la erediteranno. Però c'era, proprio in virtù di quello che ci siamo detto adesso, un contro non piccolo, e cioè che l'attività tipografico-editoriale del De Benedetti era nota da tempo, e questo aveva destato in me qualche perplessità, anzi molte, a dire la verità. Però le risorse del web e del digitale, la vicenda complessiva del De Benedetti, breve certamente, ma intensa ed intelligente, e soprattutto il tessuto cittadino su cui questa vicenda si dispiegò. Un tessuto cittadino, come abbiamo visto, vischioso, complesso, mai univocamente tramato, possiamo dire, mi hanno convinto che esistesse un quadro di relazioni e di equilibri, le cui dinamiche fossero tutte da ripensare e riposizionare nell'ambito del panorama dell'umanesimo bolognese. E quindi in parte il mio lavoro è consistito nell'interpretare il già noto alla luce di queste nuove acquisizioni e soprattutto di porlo in un orizzonte di senso quanto più corretto possibile. E quindi, diciamo così, all'irrinunciabile lavoro analistico e di bibliografia analitica in senso stretto, ho cercato di accostare una riflessione che aprisse quanto più possibile al contesto economico, sociale e politico-culturale della città, che infatti non si è dimostrata, come dire, una zona grigia, un cuscinetto indistinto tra Firenze e Venezia, certamente più importanti e potenti. Si è dimostrata invece uno snodo culturale importante, popolato da abili mediatori culturali, quali ad esempio professori, cortigiani o, come dimostra il caso delle edizioni del Poliziano, tipografi. E quindi
Quindi, in altre parole, ho provato a illustrare e arricchire reciprocamente i due lati della stessa medaglia, facendo reagire quasi nel senso chimico del termine, facendo reagire tra loro fonti e strumenti diversi. Naturalmente i libri nel loro complesso, gli archivi notarili e repertori bibliografici classici e storici, come avete potuto vedere dall'ossatura, cioè dal sommario del mio lavoro. Prima di fornire esempi concreti del modo in cui io ho lavorato, volevo però farvi vedere il modello di scheda, cioè la forma in cui ho deciso di dare conto delle edizioni del De Benedetti o a lui attribuibili. Vedete che è divisa in due parti, quella relativa ai dati di edizione e quella relativa ai dati di esemplare. La prima area è naturalmente quella dell'intestazione autore-titolo, che è conforme ai dati dell'IGI, cioè l'indice generale degli incunaboli italiani, che se necessario ho riformulato sulla base di ISTC o del GEW, cioè il Gesamtkatalog der Wiegendrücke. La seconda area è quella relativa alla colazione, che oltre ai dati, ve li cito nell'ordine, relativi al formato bibliologico, al carattere di cui si propone sempre la misura sulle 20 linee, mise en page, numero di linee, presenza di eventuale occhietto, registro, marca tipografica ed errata corrige, cartolazione, fascicolatura e filigrane. Il repertorio di riferimento per le filigrane che ho preso è unicamente il briquet. Ecco, quest'area prevede anche dati relativi al materiale silografico. In questo caso vedete appunto scelto una scheda in cui ci sia anche siano contenuti anche dati relativi a un'illustrazione. Poi segue l'area della bibliografia, che contiene sempre il riferimento ai principali repertori che descrivono le edizioni, quindi Gesamtkatalog, GEW, BMC, IGI e naturalmente ISTC, e in caso di opere illustrate, come appunto questa, il riferimento è esteso anche ai repertori specifici. Vedete qui c'è il riferimento al repertorio di Max Sander con il relativo numero di scheda. Poi segue l'area delle note di esemplare. Ecco, qui sono elencati solo gli esemplari che ho esaminato autopticamente, cioè con rilevazioni bibliologiche di prima mano. Se possibile ho esaminato almeno un paio di copie per edizione, tranne i due casi in cui proprio non mi è stato possibile vedere, per cui mi sono limitata alla riproduzione fotografica. Il numero mediamente alto di esemplari conservati per edizione mi ha purtroppo costretta a rinunciare a priori a qualunque tentativo di ricostruzione, ovviamente anche solo sommaria, dell'ultima fase del ciclo vitale dei libri impressi dal De Benedetti, cioè quelli della loro ricezione, circolazione, ricezione e lettura. Così come è inferibile da una tipologia varia di segni relativi sia al possesso del libro, quindi provenienze, note di possesso, che all'uso, i segni di attenzione. Ecco, poi, come vi avevo promesso prima, vi mostro un saggio del materiale tipografico e silografico. Vedete la foto del carattere corredata appunto del righello per dare le dimensioni reali, gli anni di uso, la descrizione della polizza e dei caratteri più distintivi, cioè sia fra le maiuscole che fra le minuscole.
Stessa cosa per quello che riguarda le iniziali stilografiche. Ho detto che nessuna serie è completa. Vedete qui vi mostro un saggio della serie romana a fondo nero e a intrecci floreali e vegetali. Do le dimensioni e gli anni d'uso. Stessa cosa vedete qua per la serie lombarda, anzi veramente di questa S a fondo bianca, intrecci floreali e vegetali che misura 26 x 26, c'è proprio soltanto questa, compare soltanto questa lettera. Qui invece c'è un esempio di serie lombarda tratto dalla serie lombarda, sempre non completa, a fondo bianco, a intrecci floreali e vegetali con relativi anni d'uso. E stessa cosa per quanto riguarda le due illustrazioni. Specifico le dimensioni, l'anno d'uso, scusate, e poi c'è il collegamento alla scheda, che in questo caso è quella che vi ho proposto prima, dove c'è una sommaria descrizione del motivo iconografico dell'illustrazione. Ecco, questa è l'altra illustrazione, appunto ho detto sono soltanto due, questa è veramente bella, usata nel 90-91 circa, vedete poi c'è il relativo numero di scheda, in questo caso 21 SN, sta per 21 Sine Notis, cioè rientra questa scheda rientra nel gruppo relativa a un'edizione che rientra nel gruppo di quelle non sottoscritte ma che ho giudicato attribuibile a De Benedetti. Questa è veramente molto, perché tra l'altro non è un caso che ho scelto questa immagine per la locandina. Vedete il motivo è quello di San Giorgio che infilza il drago al cospetto della fanciulla inginocchiata in atto di preghiera, e ha questa bella bordura perimetrale che è di gusto tipicamente fiorentino, tant'è che infatti per molto tempo l'edizione era stata attribuita a un tipografo di Firenze. Bene, adesso invece vi volevo proporre tre casi concreti che sono gemmati proprio, cioè da questioni che si sono presentate lungo il lavoro, per dimostrare come da un lato l'attività analistica, come dicevamo prima, intrecci dimensioni e strumenti diversi, dall'altro come sia metodologicamente proprio indispensabile sovrapporre e integrare i dati del web e del digitale con quelli dei repertori classici e storici, appoggiandosi anche all'analisi dei tipi per affrontare la questione ineludibile, sottolineo ineludibile se si fanno annali, delle edizioni dubbie o attribuite. Così finalmente parliamo anche di questo inventario. Francesco De Benedetti muore nell'agosto del 96. Quasi certamente si tratta di una morte improvvisa, perché non solo aveva in atto stava lavorando a una serie di edizioni, ma anche perché almeno a oggi non è noto un testamento, cioè Francesco muore ab intestato. Morire senza lasciare un testamento significava rinunciare a organizzare la vita economica e sociale della propria famiglia, con tutte le gravi conseguenze che ne potevano conseguire. Quindi diciamo questo elemento mi ha fatto propendere per l'idea di una morte improvvisa. Nell'aprile del 97, quindi 8 mesi dopo, viene stilato l'inventario di tutto, ma proprio tutto quello che c'era a casa sua, perché c'era urgenza di tutelare i suoi figli ancora piccolissimi, una addirittura nasce postumo, e soprattutto perché la vedova era in procinto di risposarsi. Quindi si tratta di una classica inventariazione notarile a scopo unicamente patrimoniale, cioè nulla doveva essere venduto, era semplicemente perché bisognava fotografare, capire che cosa doveva passare in eredità agli eredi. Strutturalmente l'atto si compone, il documento si compone di 8 parti che rendono bene l'idea della sua complessità.
Noi naturalmente focalizzeremo sui volumi stoccati in magazzino, cioè sui volumi che furono trovati nel suo enorme deposito. Si tratta di volumi stampati da lui e in larga parte non stampati da lui. Vi avevo anticipato che probabilmente rispettando quella che era, come dire, un'organizzazione già data da Francesco, i volumi furono ripartiti in due liste commerciali: testi giuridici, di cui furono trovati 270 esemplari, e libri in umanitate, cioè diciamo così testi umanistici. È una definizione larga per contenere tutto ciò che esulava dal testo giuridico, quindi classici, lessici, grammatiche, volgarizzamenti, romanzi cavallereschi, poemi in ottava rima e via di seguito, per un totale di 10.306 esemplari che, sommati ai 270 esemplari di libri giuridici, ammontano a un qualcosa come 10.576 copie. Quindi questo numero enorme vi dà l'idea non solo delle dimensioni fisiche del magazzino, che doveva essere in grado di contenere una mole di questo genere, ma anche della ampiezza del network commerciale in cui Francesco era riuscito a inserire la sua officina e a inserire soprattutto i suoi prodotti, ricevendone in cambio quello che a Bologna non c'era o non si stampava, ma di cui c'era bisogno, cioè in altre parole quello che Francesco pensava di poter vendere. Questa massa di esemplari è stata censita, pur con molte ripetizioni, in 746 voci. Il problema però qual è? Che si registrò unicamente, per ciascun titolo, si registrò unicamente il numero degli esemplari censiti, cioè non erano interessati alle edizioni ma alle opere. Chi stilò l'inventario era interessato a quantificare questo magazzino e quindi i dati tipografico-editoriali vennero sistematicamente omessi. Per cui capite bene che si tratta, come dire, di un impasse bibliografico di un qualche momento, perché unitamente al fatto che le voci furono redatte, a parte le molte ripetizioni, ma in maniera imprecisa, a volte che rasenta addirittura al fantasioso, in particolar modo per i testi umanistici, di cui ritengo che chi stava facendo l'inventario non avesse la benché minima conoscenza. Quindi è stato difficilissimo, come dire, riconoscere le edizioni a cui verosimilmente ricondurre gli esemplari in stock. All'incirca ho ritenuto che come quantità che si trattasse di 500 edizioni, però appunto, come dire, questo è stato un nodo, una questione spinosa a cui non è stato possibile offrire una soluzione certa. Stante questo quadro, questo status questionis, diciamo così, sicuramente molto problematico, che offre qualche certezza ma tanti dubbi, l'inventario riletto alla luce del web e del digitale ha parlato. Cioè ha fornito, come dire, una serie di ipotesi e di dati difficilmente, come dire, centrabili in altro modo. Ad esempio ha fornito uno spaccato sulla lettura e sulla ricezione dei generi letterari a Bologna. È chiaro che Francesco teneva in magazzino quello che immaginava di poter vendere, e quindi, diciamo sempre, pur con tutta la prudenza del caso, si può dire che a Bologna si leggesse prevalentemente in latino, complice probabilmente la presenza così importante e pervasiva dell'università, e quindi che il pubblico bolognese avesse una propensione più scarsa per il volgare, che ovviamente c'era, cioè nel senso piaceva, perché i romanzi cavallereschi in particolare erano la lettura di svago per eccellenza, ma
a quanto pare a Bologna non avevano la stessa fortuna e lo stesso successo che in altre città, a Ferrara in particolar modo. Si possono anche avanzare ipotesi di datazioni per edizione del De Benedetti che ad esempio non sono datate. Spicca il caso del pianto di Polissena. Il pianto di Polissena è un cantare troiano di autore anonimo, di cui in stock, cioè nel deposito, vennero trovate 638 copie alla data dell'inventario. Considerando che a questa altezza cronologica più o meno una tiratura si poteva girare sulle 1200 copie e che grosso modo serviva un decennio per smaltire una tiratura intera, ho pensato che a questo punto il pianto di Polissena potesse essere stato stampato all'incirca nel 1492. Ricordiamoci che datare un'edizione non significa solo attribuirle una data dal punto di vista cronologico, significa inserirla all'interno della produzione dell'officina, cioè inserirla in un segmento di produzione del catalogo, con tutto ciò che la cosa comporta, riguarda appunto l'interpretazione del progetto culturale ed economico dell'officina. L'inventario ha consentito anche di censire edizioni non sopravvissute al tempo, cioè edizioni che sono scomparse. Una che è verosimilmente del De Benedetti, si tratta dei Fioriti dei Paladini, che è un cantare, un modesto cantare anonimo di metà 400 circa, di cui in stock furono trovate 241 copie. Il numero così alto di copie stoccate, considerando che i tipografi dovevano evitare le giacenze di magazzino quanto più possibile perché erano appunto pericolosissime per ovvi motivi, fa propendere che si tratti appunto per un'edizione stampata dal De Benedetti di cui altrimenti non avremmo avuto notizia. Più interessante ancora è il caso dell'Aiolfo del Barbicone. Aiolfo del Barbicone è un poema franco-veneto in prosa, composto da Andrea da Barberino, al secolo Andrea Mangiabotti, che era un canterino della Valdelsa, la cui princeps, peraltro oggi scomparsa, si credeva quella stampata a Venezia da Picino da Brescia nel 1503, così come attesta la lista bibliografica di Marin Sanudo. Marin Sanudo era un patrizio veneto storico e politico che fra il 1528 e il 1529 redige questa lista bibliografica, cioè un elenco di libri all'interno del quale appunto dà conto della princeps di Aiolfo, di quella che poi è la princeps di Aiolfo, si credeva finora la princeps di Aiolfo del Barbicone, appunto Venezia, Picino da Brescia, 1503. Se però la mia ipotesi interpretativa è corretta, quindi se quella voce a Giolfos che vi propongo, numero 3, è da intendere, come io penso, come 3 copie, come sì, che furono trovate in magazzino 3 copie di Aiolfo del Barbicone, allora a questo punto il gioco cambia, perché la princeps di questo poema sarebbe da retrodatare almeno all'ultimo quarto del XV secolo, e quindi non più da datare al 1503. Pertanto l'inventario del De Benedetti a oggi documenterebbe la più antica attestazione a stampa del poema. Il secondo caso che invece vi voglio proporre è quello legato al cosiddetto, quello che ho chiamato silenzio dei torchi, cioè all'arresto di produzione 83, 84, 85,
a cui corrisponde anche un silenzio delle fonti documentarie, perché in effetti per questo triennio le vicende di Francesco si fanno vaghe e molto difficilmente documentabili. Silenzio dei torchi che si accompagna a questo dottrinale veneziano. È una grammatica, questo dottrinale è una grammatica latina in versi di Alexander de Villadier, che di solito girava nel commento di Ludovico de Guaschi, che era verosimilmente un maestro di scuola che si era proprio specializzato nel commento alle prime 4 parti di questa grammatica. È chiaro quindi che le questioni sul piatto sono 3. Il silenzio appunto dei torchi e delle fonti, la datazione del dottrinale di cui vi propongo a carta O10 verso il colophon, vedete che non è datato, e il luogo di stampa, perché il colophon dichiara, è sottoscritto, dichiara di essere stata stampata l'edizione a Venezia, quindi il luogo di stampa del dottrinale che porta con sé la presenza effettiva del De Benedetti a Venezia. Nel tempo i bibliografi, a partire dal Settecento con Giovanni Fantuzzi, hanno sostanzialmente intrecciato questi 3 temi e li hanno sovrapposti aggiungendo anche via via elementi privi di riscontri concreti che quindi non hanno fatto altro che ingarbugliare la matassa e ne hanno fatto un tutt'uno, creando, come vi avevo detto prima, un topos bibliografico che prevedeva, diciamo così, un soggiorno apprendistato a Venezia del De Benedetti. Venezia era la capitale tipografica e quindi stando a questo topos De Benedetti si sarebbe recato a Venezia per affinare l'arte della stampa a cui si era appena accostato, soggiorno che avrebbe portato alla stampa di questa grammatica. Ma in realtà però per snodare, diciamo così, i fili, ho ritenuto che bisognasse procedere in direzione opposta a quella seguita dalla tradizione bibliografica e soprattutto bisognasse separare e analizzare singolarmente i 3 temi, silenzio dei torchi, datazione, luogo di stampa e presenza del De Benedetti. In effetti, oltre al silenzio delle fonti documentarie, l'83, l'84 e l'85 sono gli unici anni per cui nessun repertorio, ma veramente proprio nessuno, censisce edizioni del De Benedetti. E quindi questo silenzio mi ha fatto pensare a un silenzio sintomatico, legato non tanto e non solo alla flessione produttiva vera, effettiva di quegli anni e non tanto e non solo alla concorrenza che Bologna pativa rispetto a città come Milano, Pavia, Padova e soprattutto Venezia. Ma ho pensato che fosse un silenzio legato a qualcosa di più grave, di più importante e in particolar modo a circostanze politiche. E in effetti la situazione fra l'83 e l'84 a Bologna si era fatta difficilissima, perché Bologna fu costretta su richiesta ineludibile dell'alleato milanese a portare aiuti militari e soprattutto alimentari alla città di Ferrara, che era assediata duramente dai veneziani. Quindi in città arrivò presto la carestia, che stando almeno a quello che dice lo storico Cherubino Ghirardacci dimezzò in brevissimo tempo il numero dei cosiddetti foresti, cioè degli abitanti stranieri, in particolar modo viene da pensare professori e diremmo modernamente studenti fuori sede, e quindi diciamo già questa situazione giustificherebbe un arresto di produzione del De Benedetti. Bene, su questa situazione irrompe anche un fatto di cronaca squisitamente locale, cioè in città
La sede del Foro dei Mercanti, che era il tribunale competente per le cause di diritto commerciale, tra cui rientravano anche le cause dei tipografi, quindi sede che si immagina naturalmente custodisse documentazione, nel 1884 crolla. Per cui naturalmente unendo, diciamo, sovrapponendo la situazione politica pesantissima, la carestia, la pestilenza e questo fatto di cronaca locale, mi pare si possa, come dire, trovare una spiegazione riguardo il silenzio dei torchi, quindi l'arresto di produzione e il silenzio delle fonti documentarie. Quanto invece alla datazione del dottrinale, è qui la situazione si fa, il gioco si fa più sottile. Da notare che mentre il luogo di stampa, mentre Venezia come luogo di stampa non era mai stato messo in discussione dai bibliografi, le ipotesi di datazione sono state sempre divergenti. 1483, addirittura 1480, 1486, fra il 91 e il 92, che poi è la proposta di datazione dell'incunabulista inglese Victor Scholder, che fu il primo a porre la questione nei termini corretti e a proporre una datazione che a mio avviso è assolutamente corretta. La datazione del dottrinale si fonda sull'analisi dei caratteri. Il dottrinale fu stampato con la polizza romana R80 di glossa e l'R112 di testo, ma l'R112A, cioè l'R112 nel primo stato della polizza, cioè prima che tutto il set di carattere venisse completamente rifuso, cioè rinfrescato, nel luglio del 1493, rinfrescatura che porta a qualche lieve differenza nell'aspetto complessivo, diciamo così, un po' imprecisamente, della polizza, e quindi si possono riconoscere i due stati. E quindi è evidente che luglio 1493 viene a costituire un termine ante quem. Ma sappiamo che comunque l'R112 nel primo stato della polizza e l'R80 compaiono solo nel 1487. Abbiamo visto che il commento beroaldiano alle elegie di Properzio rappresenta la prima comparsa certa e datata della polizza, e quindi è evidente che la datazione deve essere proposta come proposta di datazione. Si dovrà pensare a dopo il 1487, non abbiamo a oggi una testimonianza che Francesco queste polizze le abbia usate prima appunto dell'87, quindi non è metodologicamente accettabile proporre una data precedente. Quindi dopo il 1487 e il luglio del 1493. Sempre con tutta la prudenza del caso, si può cercare di restringere, sempre fondandosi sull'analisi dei caratteri, si può cercare di restringere ulteriormente l'arco cronologico, perché lo stato, diciamo sempre imprecisamente, la condizione complessiva dell'R112 e dell'R80 del dottrinale sembra molto più simile a quello riscontrato in edizioni ovviamente certe e datate, perché abbiamo bisogno di pezzi d'appoggio solide e inoppugnabili, in edizioni impresse fra il 90 e il 92 circa. In particolar modo vi propongo un confronto fra l'R80 del Fiore di Virtù, che è un long seller che Francesco stampa nell'aprile del 91, e l'R80 del Dottrinale del Villadier. Vedete in particolar modo la N minuscola, che oltretutto presenta l'asta di destra ugualmente, direi significativamente difettosa.
L'ultima questione è quella che riguarda il luogo di stampa del dottrinale che abbiamo visto trascinerebbe con sé anche un'eventuale presenza del De Benedetti a Venezia, anche perché questo soggiorno, dato così per certo dalla storiografia, non è mai stato quantificato né nell'inizio né nella fine, quindi di una durata si tratterebbe di un soggiorno dalla durata indefinita. Se diamo retta al colophon, il fatto che l'edizione sia stata stampata a Venezia è certo, però non sarebbe altrettanto ovvio, perché o Francesco aveva trasportato da Bologna a Venezia 2 polizze complete di caratteri e poi aveva lì stampato il dottrinale, oppure Francesco si procura direttamente a Venezia i 2 set di caratteri e lì, per sperimentare, diciamo, la bontà del nuovo acquisto, stampa il dottrinale. In entrambi i casi, però, avrebbe dovuto usare la carta in commercio sul mercato veneziano, cioè chi stampava a Venezia doveva usare carta o proveniente dalle cartiere di Salò sul Garda o proveniente da Toscolano Maderno, sempre sul Garda. Invece, grazie a una nuova rilevazione condotta sull'unico esemplare a oggi superstite dell'edizione, che è conservato alla Biblioteca Reale di Copenaghen, si può dire che il dottrinale fu impresso su carta bolognese, perché sono attestate 3 filigrane in uso a Bologna anche nei primi anni 90 e soprattutto filigrani frequenti nei manufatti del De Benedetti. Ve le mostro. La prima ha il motivo dell'ascia con manico, poi l'altra ha il motivo della stella a 5 punte iscritta in un cerchio, l'altra invece reca il motivo rilevato in 2 tipologie della corona a 3 fiori intere e 2 metà. Quindi, in altre parole, esiste la concreta possibilità che il luogo di stampa sia falso e che quindi l'edizione fosse stata stampata a Bologna. C'è però in questo colophon un po' bugiardo, diciamo così, qualcosa di vero, cioè ciò che è davvero veneziano, c'è un fil rouge con la città lagunare, che è la serie dei caratteri romani, o meglio le matrici da cui furono cavati, diciamo così, ottenuti, provengono da Venezia. Verosimilmente, Francesco se li procurò per tramite di Benedetto Faelli, il suo socio editore, che guarda caso faceva da anni, anche prima della partnership con De Benedetti, faceva da anni affari in laguna. E quindi a questo punto ho pensato che fra l'83 e l'86, naturalmente in un momento indefinito, si possa assestare anche quello che Lotte Elling chiama il buying trip, cioè un viaggio pensato con l'esatto scopo di acquisire le 2 polizze romane, ma non le competenze tecniche. Francesco quelle le aveva già, sapeva già stampare, abbiamo visto la grammatica latina e l'Esopo, i suoi primi 2 prodotti, non danno l'idea di, come dire, dei prodotti di un principiante. Mentre è molto più verosimile che a quell'altezza possedesse solo il carattere alto 85, il gotico alto 85 mm sulle 20 righe e che quindi avvertisse come necessario per fare quel salto di qualità che sicuramente aveva in animo di fare e di proporsi in maniera più incisiva sul mercato, avesse in animo di, come dire, di ampliare la propria dotazione di caratteri, in particolare di acquisire le 2 polizze romane che poi faranno, come ho detto, la fortuna dell'officina. E quindi la scheda descrittiva dell'edizione che io propongo è quella che vedete: Venezia ma Bologna, Francesco Platone De Benedetti, dopo l'87 1492 circa.
Quindi in questo caso il riesame autoptico, cioè libro in mano dell'esemplare, focalizzando in particolar modo sui caratteri e sulle filigrane, smontare letteralmente la tradizione bibliografica e ripercorrere la stratigrafia degli studi in un'altra direzione, in questo caso proprio in direzione opposta, ha portato a una nuova ipotesi interpretativa. Vi propongo adesso il terzo e ultimo caso, che è relativo all'attribuzione e alla possibile datazione di questa confessione cavata dall'Antonina, che è un manualetto a uso dei confessori, composto da Pietro da Bergamo al secolo Pietro Maldura, che era un domenicano bergamasco che poi si trasferì in via definitiva nel grande convento domenicano di Bologna e lì fece fortuna, cavata dall'Antonina perché è un manualetto basato sui confessionali di Sant'Antonino da Firenze. Partiamo dal record bibliografico della British Library perché è da qua che iniziano i primi problemi. Stando appunto a quello che ci dice il record, l'edizione a oggi sarebbe testimoniata da 2 esemplari, uno conservato alla Biblioteca Casanatense di Roma, l'altro alla British Library di Londra. Il problema però è che questi esemplari non appartengono alla stessa edizione, perché l'esemplare Roma Casanatense testimonia un'edizione in quarto stampata in G75 che è sconosciuta dagli STC, perché vedete la scheda di ISTC parla di un'edizione printed in type, adesso lasciamo stare il numero G85, quindi un'edizione sconosciuta da DSTC, ma nota invece a Gevé, al repertorio di Hain, a Reichling e a Ligi. Mentre l'esemplare Londra British Library testimonia un'edizione sempre in quarto ma stampata in G85, nota sola dagli STC e sconosciuta invece a Gevé, ad Hain, a Reichling e a Ligi. Quindi disambiguato questo pericoloso misunderstanding bibliografico, ci concentriamo adesso sull'edizione Roma Casanatense, quella in G75. Per inciso, anche quella in G85 l'ho ritenuta attribuibile al De Benedetti, ma quella è un'altra storia. Ecco, vedete, vi propongo la prima e l'ultima carta appunto del confessionale, scusate, della confessione della Casanatense. È un'edizione di consistenza bibliologica proprio esigua, perché si tratta di 4 carte in tutto, stampato però in G75 esatto in tutte le carte, cioè il carattere misura proprio esattamente 75 mm sulle 20 righe in tutte le carte. Sappiamo che per convenzione i caratteri vengono misurati sulle 20 linee e la misura viene fornita in millimetri. Cioè cosa si fa? Si rileva l'altezza del carattere misurando la distanza tra il punto più alto di un'asta lunga ascendente sulla prima linea, immaginate ad esempio l'asta di una B, e la fine di un'asta lunga discendente, immaginate ad esempio l'asta di una P, sulla 20ª linea, ovviamente contando le linee in successione. Il primo ad avanzare un'ipotesi attributiva fu Georg Panzer, che nei suoi annali assesta l'edizione alla stamperia bolognese di Ercole Nani. Vi ricordate? Colui che per un certo periodo di tempo tenne i torchi nella cartiera di Ginevra Sforza. Ludwig Hein come dire, mutua acriticamente
l'attribuzione del Panzer? Perché Hein all'epoca lavorava sulle collezioni dell'allora Biblioteca Reale di Monaco. Degli esemplari di queste collezioni, il 40% circa lo esaminò autopticamente, e infatti sono le schede dotate di asterisco. Agli esemplari esaminati autopticamente corrispondono nel repertorio di Hein le schede dotate di asterisco. Per il rimanente 60% circa, Hein maneggiò soltanto le notizie bibliografiche. Questa edizione rientra in quel 60% circa, e spesso accade che Hein, per ciò che non ha esaminato autenticamente, si appoggi nelle attribuzioni. Ecco, questo è il classico caso di interdipendenza inutile tra repertori. A oggi l'attribuzione a Ercole Nani non regge più. Ercole Nani aveva effettivamente nella sua disponibilità un gotico di corpo grande, cioè G150, e uno di corpo medio, cioè G77-78, che però appunto è diverso per corpo e anche per disegno rispetto al G75 della Confessione. Quindi dicevo, l'attribuzione al Nani oggi non regge più. Dietrich Reichling sposta decisamente l'attribuzione perché la colloca a Brescia, la assesta ai torchi di Battista Fartengo, datandola circa 91-96. E pur dubitativamente Gevet concorda con il Reichling, assestando l'edizione sempre al Farfengo. Il Farfengo aveva nella sua disponibilità diversi gotici, uno di corpo grande, G155, uno di corpo piccolo, G65, e uno di corpo medio, G76, che esiste in due versioni. La prima delle quali, il G76A, è in uso, come ha dimostrato Giancarlo Petrella, fra il 91 e il 96. Igi invece prende un'altra posizione, perché sempre pur dubitativamente sposta l'edizione, cioè la fa, come dire, tornare a Bologna, e l'assesta ai torchi di Francesco De Benedetti. Quindi è chiaro che la questione attributiva, cioè il problema dell'attribuzione, così come l'arco cronologico, inizia a restringersi, perché la questione Brescia-Farfengo 91-96 oppure Bologna De Benedetti 90-94, perché Francesco in effetti nella sua disponibilità aveva un G75 in uso appunto dal 90 al 94. Ma il fatto che la Confessione presenti un G75 esatto in tutte e quattro le carte, e il fatto che sussistano alcune differenze piccole, però ci sono, tra il disegno del G76A di Farfengo e quello del G75 del De Benedetti, allontanano l'edizione da Brescia a Farfengo e la avvicinano decisamente a Bologna De Benedetti. Ecco, vedete in particolare, vi faccio vedere il G76A, ve lo faccio vedere prima complessivamente, poi focalizziamo sulle differenze. Vedete a sinistra la carta, l'ultima carta F10 verso delle Eroides di Ovidio stampate dal Farfengo, confrontata di nuovo con la carta finale 1-4 verso della Confessione di Pietro da Bergamo. Ecco, vedete in particolare, appoggiandomi all'analisi dei caratteri, vedete la lettera maiuscola in G75, la lettera A maiuscola in G75 del Benedetti è una maiuscola vera e propria, mentre la A maiuscola in G76A di Farfengo sembra una minuscola di corpo maggiore. Per non parlare poi della F maiuscola, che in Farfengo è seghettata, anzi è una delle lettere più caratteristiche della sua polizza, mentre in De Benedetti non lo è.
Quindi, e passiamo da questa parte dello schermo, vedete che nella parte superiore vi propongo il G75 della confessione, che è proprio uguale per corpo e disegno a quello del De Benedetti. Vi ho preso come edizione di confronto le interpretazioni snove di Ludovico Bolognini, che De Benedetti ha stampato e naturalmente sottoscritto nel 94-95, proprio perché lo stato di usura complessivo del G75 della confessione farebbe propendere per una polizza un G75 tardo, già vissuto, insomma già abbastanza usato. Ecco, direi che in particolar modo il confronto parla da sola, purtroppo le immagini non rendono sufficientemente giustizia. Vedete l'interpretazione snove Bolognini, De Benedetti 94-95 a sinistra e a destra la confessione. Vedete, queste due lettere sono veramente uguali per corpo, disegno e mi pare abbastanza anche per usura, grado di usura complessivo della polizza. Quindi, e chiudo veramente, la scheda descrittiva che io propongo è la seguente: Pietro da Bergamo, confessione cavata dell'Antonina, Bologna, Francesco Platone De Benedetti. Quindi mi sono sentita di confermare l'ipotesi attributiva di Igi, assestandola a dopo il 94, per cui anche il caso della confessione dimostra come verificare la storia delle attribuzioni. Dicevo prima, disfare la matassa verificando uno a uno i fili, evidenziando interdipendenze inutili tra i repertori, cioè la proposta di Hein non ci è utile perché la mutua acriticamente da Panzer, unitamente all'analisi dei caratteri, ha portato a una nuova ipotesi attributiva. Grazie per l'attenzione. Grazie ragazzi. È stato un viaggio affascinante quanto complesso, perché hai presentato anche i dettagli, cioè sono tantissime le cose che colpiscono e tra l'altro stai ancora condividendo, vero? Sì, scusa. Che va. Sì, no, vedo le immagini. È anche difficile riassumerle perché hai toccato tantissimi aspetti, quindi posso citarne alcuni che mi hanno colpito particolarmente. Intanto l'importanza dei documenti archivistici in questo tipo di ricerche, documenti archivistici che sia nelle ricerche bibliografiche che in quelle storico-bibliotecarie sono stati a lungo, per decenni, dimenticati, tranne insomma sporadici casi insomma, di ricerche molto specifici, ma altrimenti il bibliografo difficilmente pensa agli strumenti e ai documenti archivistici come supporto per le proprie indagini, e nel tuo caso sono stati insomma rilevanti perché ti hanno permesso insomma di identificare poi di fatto la fisionomia editoriale di questa stamperia. Poi mi è piaciuto molto anche quando hai mostrato proprio l'impostazione del volume, che dà l'idea non solo della complessità della ricerca, ma anche di una metodologia sistematica. E questo aiuta moltissimo, soprattutto quando il materiale è così tanto, perché da quel ritratto di famiglia al lavoro tipografico, la ricostruzione comunque della rete sociale, professionale, economica, le scelte culturali che poi sono state fatte, perché lo stampatore è quella via di mezzo fra il tipografo, ma di fatto anche poi quella figura che più si definirà andando avanti come editore, che è colui che si impegna da un lato culturalmente, ma che impegnandosi economicamente orienta il mercato commerciale, il mercato editoriale da una parte, di fatto anche ciò che poi viene tramandato, soprattutto quando siamo a cavallo tra il XV e il XVI secolo,
le scelte sono state poi fondamentali a trasferire anche nei secoli successivi quelle opere che fossero insomma ritenute probabilmente anche proprio per il modello culturale allora contemporaneo. Non è detto che si sarebbero fatte nei secoli successivi delle stesse scelte, no? Però il ruolo dello stampatore è quindi fondamentale. E poi tutta la parte dedicata agli annali con insomma, queste schede accurate, distinte per livello anche di attribuzione, quindi dove mostri, io penso anche agli studenti, anche il diverso risultato che si può ottenere da un'indagine con certi obiettivi, ma quanto sia utile anche per le ricerche successive riuscire a raccontare con chiarezza anche quelli che rimangono apparentemente dei buchi neri, delle questioni insolute, perché qualcun altro poi in seguito potrà appoggiarsi a quelle ricerche. E poi dopo c'è tutta la complessità comunque dei livelli fra quello materiale, bibliologico, quello storico-culturale, quello letterario, quello bibliografico, sia come apparati paratestuali che anche come strumenti utilizzati, cioè dai vari repertori per identificare le edizioni, e ci hai anche mostrato come i repertori possano riportare anche elementi discordanti o comunque possano essere integrativi, e quindi come queste ricerche ancora abbiano da dare sicuramente informazioni, insomma. Quindi ci hai mostrato proprio tutta la difficoltà del mestiere del bibliografo che si impegna non soltanto nel ricostruire, nel profilare, in questo caso una figura ben precisa, ma anche a sua volta nel costruire un nuovo strumento bibliografico come, insomma, come rappresentato dagli annali. Quindi insomma un enorme lavoro. La domanda, la curiosità è quanto ci hai messo? Domanda da 100 milioni di dollari. Cioè, non si tratta solo di inquadrare e di fare, ma sono tantissime strade eseguite, e quindi io mentre ti ascoltavo ti ho immaginato come il topolino che schizza dall'archivio di Stato alla biblioteca, alla consultazione dei repertori, e poi magari a rivedere, a cercare ancora, perché poi è un po' una scatola cinese, no? La ricerca. Ma guarda, sicuramente è stato un lavoro estremamente impegnativo che ha affiliato in modo diverso, ma sostanzialmente affiliato da 2 tesi di dottorato a cui è seguita una rielaborazione e anche un po' una sedimentazione del materiale, perché su certe prese di posizione, diciamo così, ho anche cambiato idea, cioè inizialmente la pensavo in un modo, poi insomma non è stato un percorso lineare, è stato un percorso lungo e certamente ho girato molto. Certo che, come dire, tradizionalmente il mestiere del bibliografo è quello di girare, andare a caccia di esemplari. Questo io l'ho fatto perché anche se appunto l'impatto dell'informatica ha sicuramente, come dire, limitato molto questa caccia, diciamo, in giro per il mondo, però l'esame autoptico è ineludibile, cioè è inutile. Quello, chiaro, dipende sempre da ciò che uno cerca, ma se si fa annali l'esame autoptico è ineludibile. Anche l'aspetto dell'uso degli strumenti bibliografici è stato in parte semplificato dall'impatto dell'informatica, perché per dire un tempo, per descrivere un incunabolo occorreva come dire, sovrapporre e confrontare tante
notizie bibliografiche, cioè notizie bibliografiche diverse da tanti repertori. In sé non è che il lavoro oggi sia cambiato, è semplicemente che adesso ISTC, uno strumento come ISTC, funziona da indice collettivo, cioè trovo riassunti tutti i dati essenziali di una pubblicazione e i riferimenti bibliografici indispensabili, quindi questo sicuramente, come dire, ha accorciato tempi e modi, però, ripeto, ci sono dei momenti, dei punti, degli snodi del lavoro che rimangono ineludibili, ecco. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sì, è stato un lavoro veramente lungo, insomma. Allora, nella chat non ci sono domande, quindi noi andiamo a chiudere qua. Un'ultima indicazione, sempre anche per gli studenti, perché ci sono, ho visto connessi anche dei Non dottori. ti sento più. Mi senti? No, scusa, ripeti la domanda per favore, perché mi sei andata via un attimo. Mi senti adesso? Sì, adesso sì, sì. Dicevo soltanto un commento riguardo alla tempistica del lavoro che hai citato, nel caso appunto di uno studio di dottorato, no? Tu hai parlato di un lavoro di dottorato, poi un altro, e di sedimentazione. Ecco, questa è sempre un'indicazione che va data dopo aver avuto esperienza, insomma, di ricerca lunga, che non sia sfociata soltanto in un articolo, ma appunto pensiamo alla ricerca che sta dietro ad una monografia. Bisognerebbe sempre darsi, come dicevi tu, del tempo per sedimentare, perché soprattutto immagino in questo caso c'è stato un puzzle che si è dovuto ricomporre, no? Anche dei fili che si sono dovuti riannodare, altrimenti uno rischia di pubblicare e poi di illuminarsi a un certo punto, quindi aver avuto la saggezza, la consapevolezza, ma insomma anche la maturità di ricerca, quale tu hai dimostrato di avere, sicuramente insomma ti ha dato poi il risultato soddisfacente che vediamo. Allora, io chiuderei qua intanto il pomeriggio, ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito, ho visto che oltre agli studenti insomma c'erano anche delle care colleghe, poi rinviamo eventualmente a domande chiusa la registrazione. Vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà il 4 febbraio con Chiara Fagiolani. Buon pomeriggio a tutti e grazie ancora alla dottoressa Elena Gatti. Grazie a voi per l'attenzione. Arrivederci, grazie, buonasera.